Giuseppe, il nuovo Piancastagnaio, oggi per la prima volta con mezzo sangue, 3 soggetti ha portato, raccontaci la tua giornata. Ma niente, sì, c'è questa novità, però insomma siamo ben organizzati, dai, si è fatto un bel lavoro, la dirigenza, si è provato 3 cavalli oggi e niente, decideremo un po' con chi andare, però siamo abbastanza soddisfatti, dai. Senti, l'ho chiesto a tutti, l'ho chiesto anche a te ovviamente, la pista, insomma qualcuno ieri mi è sembrato, insomma una contrada, c'è una curva che forse c'è da sistemare, insomma sì, ma un po' come tutti gli anni, appena messa magari c'è da fare qualche ritocchino, però insomma poi il giorno del palio sicuramente sarà a posto. Si sarà assestata da sola. Senti, attenzione di tornare? Ma vediamo, non so, insomma, diciamo siamo abbastanza soddisfatti, non penso ci sia bisogno di fare altre prove. Il tuo secondo palio è un castello, come ritrovi la tua contrada? Benissimo. Il capitano che è qui accanto a noi, che gli vuoi dire al capitano? Si è instaurato un bel rapporto di fiducia, si è condiviso diverse cose quest'anno, insomma si è lavorato bene. Si è lavorato bene. Ultima cosa, i prossimi giorni? I prossimi giorni, ora c'è anche Siena. C'è anche Siena, sei impegnato anche in altre... Un mese bello impegnativo, ecco. Scusa, comincio. Claudio Renai, capitano dell'Imperiale Contrada di Castello, e le tue prime prove con il mezzo sangue. Giuseppe Zede, l'abbiamo sentito prima, hai rinnovato questa scelta, questa tua fiducia, però adesso questa accoppiata non è più col puro sangue ma col mezzo sangue. Oggi ben 3 soggetti provati. Sì, diciamo che le cose sono state stravolte, no? Comunque dal momento in cui entrano mezzi sangue da puri, comunque per noi è cambiato il mondo del palio. Vabbè, abbiamo una garanzia che è Giuseppe, che ha fatti con cui crediamo molto nelle sue doti tecniche. Diciamo che rimane l'incognita dei mezzi sangue perché comunque per noi rimane un mondo tutto da scoprire, però oggi con le prove diciamo che abbiamo avuto delle rilevanze molto buone, siamo contenti del lavoro svolto e comunque in tutto l'anno abbiamo lavorato in ambedue campi, quindi sia puri che mezzi, e a questo punto siamo molto contenti del lavoro svolto. Senti, quindi diciamo che dopo le tante riunioni, un po' di discussione, anche ultimamente, poi te lo chiederò, insomma non posso non farlo, però pian pianino questo cammino che poi in realtà è arrivato improvvisamente quasi, negli ultimi mesi hai lavorato tantissimo immagino. Sì, diciamo che comunque inizialmente è stata una voce, poi pian piano nel correre dei mesi è diventata una realtà nell'ultimo periodo perché comunque non c'era mai stata un'ufficializzazione. Abbiamo sempre lavorato comunque sia a livello di puri e di mezzi. È stato un anno difficile e lungo, sinceramente arrivi a questo punto che sei abbastanza stressato perché comunque corsi di puri, corsi di mezzi, non sapevi se c'era il puro o c'era il mezzo. C'è anche un ricorso da qualche parte? Sì, c'è ancora ricorso, aspettando asti, proveremo fino all'ultimo, anche se quest'anno ormai è bene. Certo, con il mezzo sangue, sì. Se il prossimo anno ci sarà la possibilità di andare con puri, comunque riteniamo che abbiamo un tracciato che sia a norma di legge per quello che ci riguarda, vista anche che è stata data l'omologazione, di più non si può fare, cioè, è inutile provare, cioè, ci si prova sicuramente, però dipende da chi ci ascolta. Senti, sì, è chiaro, sono messaggi che tu lanci, sei sempre stato equilibrato in queste interviste, ti chiedo lo stesso equilibrio o quel che decidi, è un po' ormai ritornello è diventato questo mezzo giro, questo giro più, giro meno, è cronaca anche di questi giorni. Alcune contrade hanno dato una dimostrazione concreta attraverso anche una comunicazione ufficiale amministrativa delle contrade. La tua posizione insomma su questo? La nostra posizione comunque anche al di là dei tempi non sospetti, perché comunque noi la contrada Castello è da dicembre che diceva, perché comunque non era sul concreto il fatto di levare un giro, no, mezzo, se fossero entrati i mezzi sangue, perché comunque secondo noi la gara diventa più competitiva e più avvincente. Capisco comunque che non è facile da digerire il cambiamento, capisco che comunque
difficile fare strategie dal momento in cui non ci abbiamo mai corso, però io in primis e la Contrada ha sempre ritenuto opportuno rivedere, nel caso in cui fosse entrato in mezzo sangue, di levare un giro, perché riteniamo che per il palio, per la festa sarebbe stato una corsa molto più avvincente e più bella, però ai fini del palio, non per strategie o cose varie. Bene. Con questo messaggio, che poi è anche un messaggio che guarda un pochino al futuro, vedremo prossimamente come andranno. Oggi si passa su 4 giri e più o meno un terzo, sì, più o meno 150 metri in più, si arriva sull'altra addirittura, da qui l'importanza anche delle prove. L'ho chiesto a Giuseppe, chissà, forse lo rivedremo su qualche altra prova qui a Castagnaglio, questo vedremo in futuro, Claudio. Sì, ora si valuta, vediamo un secondo anche, diciamo che dopo oggi le prove abbiamo tratto una nostra valutazione, valuteremo meglio nei giorni prossimi come sono andate le prove e se riteniamo opportuno comunque abbiamo fatte delle belle prove, siamo contenti del risultato, niente, comunque è un anno che ci si lavora, perché comunque sinceramente io da capitano ho fatto tutte le corse quest'anno, sia mezzi sia puri, da pazzi, però comunque avevamo già un'idea di quello che poteva essere il palio. E a questo punto ci ritroviamo parecchio lavoro fatto, abbiamo le nostre certezze e andiamo avanti fino al palio. Bene, buon palio allora Claudio, grazie. Grazie mille.